Giulio non è solo una persona, un giovane italiano che in quanto tale sentiamo il dovere di difendere, anche se è morto, ci sentiamo di doverlo difendere la sua memoria, difendere quei valori per cui è morto, difendere il principio per cui un ragazzo così non deve morire per le mani degli aguzzini, solamente perché sta facendo il suo dovere di ricercatore, solamente perché sta guardando in giro, investigando, cercando di capire questo mondo così complicato e purtroppo anche così brutto. Giulio è anche qualcos'altro per noi. Giulio per noi vuol dire basta con l'impunità. Il mondo è pieno di torturatori. Forse non ne abbiamo mai avuti tanti. Io vi vorrei dare qualche numero perché non si pensi che l'Egitto sia un caso isolato o che il caso di Giulio sia unico. Sono migliaia le persone che come Giulio scompaiono all'improvviso per non ricomparire mai più oppure per essere ritrovate in un fossato morte. Nel mondo sono migliaia. Noi abbiamo 122 paesi in cui si usa la tortura nel mondo. Più della metà dei paesi del mondo utilizzano sistematicamente la tortura. 122 paesi in cui si finisce in carcere e si muore il più delle volte dopo atroci sofferenze. Cioè questo è la negazione dell'umanità. Cioè quello che noi cerchiamo di fare con il nostro lavoro, quando parliamo di difendere i diritti umani, cerchiamo di difendere l'umanità in quanto tale. Cerchiamo di difendere il diritto di una persona a non finire in carcere per non aver fatto nulla, per aver partecipato a una manifestazione. In Egitto nel 2015 ci sono stati 464 casi di sparizione forzata, gente che a un certo punto non è più tornata a casa. Il mio cuore spesso è con quei miei colleghi che lavorano ad Amnesty in Colombia, in Turchia, in Egitto, in Africa, in Russia, che escono dall'ufficio più o meno quando esco anch'io e io dopo mezz'ora sarò a casa con la mia famiglia e loro forse a casa non torneranno mai. Loro forse a casa torneranno e scopriranno che la loro famiglia è stata portata via dalla polizia. In 122 paesi esistono situazioni di questo genere. Cioè non possiamo continuare per molto così. Il mondo è arrivato ad un punto in cui tutte queste violazioni dei diritti, tutta questa negazione dell'umanità stanno ormai sovrastando qualunque atto della politica, della società in cui viviamo. Stanno cominciando a dominare tutto. Ormai questo succede in tanti paesi europei, le violazioni dei diritti nei paesi europei, ma vogliamo parlare della crisi dei rifugiati, in cui all'improvviso, nel giro di pochi mesi, abbiamo cancellato tutto il diritto internazionale che era stato costruito dal 1947 ad oggi. Vogliamo parlare delle continue discriminazioni, vogliamo parlare di quei 200 milioni di persone che vivono in paesi in guerra. Vogliamo parlare dei morti per guerra. Nel 2010 c'erano stati 49.000 morti per guerra nel mondo. Nel 2014 ce ne sono stati 180.000. Praticamente si sono quintuplicati nel giro di 4 anni. Non abbiamo ancora i dati del 2015, ma quanto si può continuare a vivere così? Quanto ancora dobbiamo assistere a questo scempio dell'umanità?